Ha sentito il grido d'allarme di Assindustria Centro Veneto? Sì, è chiaro, i dati questo dicono e già ne avevamo tutte le avvisaglie. Se non siamo in recessione ci stiamo avvicinando. È un dato sconfortante e allora bisogna ripartire da un presupposto fisso, secondo me, che è quello di far ripartire le opere che abbiamo in maniera scriteriata bloccato. Ma non c'è solo la TAV in giro per l'Italia, c'è anche il quadruplicamento della tratta da Brescia a Vicenza, in cui un componente del Movimento 5 Stelle si è intestato un frammento di terreno per bloccare i lavori che porterebbero più sviluppo a questa regione e tra l'altro facendo trasportare su ferro e quindi anche producendo meno inquinamento. Un guardare al futuro in maniera scriteriata. Ripartiamo da fare le opere e farle bene perché producono economia che a quel punto produce ricchezza che può essere ridistribuita. Se non si produce ricchezza non si ridistribuisce la ricchezza per nessuno. Vivremo solo di sussidi che non producono nulla.